È morta mentre era a letto, stava leggendo un libro, gli occhiali ancora addosso. Rossana Billi ha perso i sensi e non si è più svegliata. Le esalazioni da monossido di carbonio hanno ucciso la 62enne operatrice della nostra famiglia di Conegliano. L'amica con cui andava a camminare si è accorta che la macchina era ancora parcheggiata. Ha pensato avesse un giorno di riposo, ma poi l'arrivo di un collega di lavoro l'ha messa in allarme. Immediatamente si sono allertati. Prima hanno tentato con una seconda chiave di aprire la porta, ma dall'altra parte c'era la coppia della donna infilata nella serratura. L'amica, dalla sua casa, ha provato a guardare dentro la stanza ed ha visto Rossana con la testa inclinata. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco. L'ambiente è saturo di monossido, per la 62enne non c'era più nulla da fare. Immediate le indagini per capire cosa possa aver provocato la fuoriuscita di questo gas pericolosissimo perché inodore e incolore. Forse un malfunzionamento della caldaia, ci spiega l'assessore Linda Pompeiano, vicina di casa della vittima. Sì, probabilmente sì, o sembra appunto che si sia staccato il tubo, quello dello scarico, e quindi il monossido di carbonio ha fatto. Si dicevano che però lei aveva fatto la revisione, era tutto a Sì, posto. sì, sì. Sì, 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 è in affitto in questa casa, però appunto è tutto in regola, insomma. Non è escluso nemmeno che possa aver avuto un ruolo il lavoro di ristrutturazione avviato tempo fa all'abitazione in cui viveva, ma sarà fondamentale la relazione dei periti dei vigili del fuoco che dovranno stabilire perché è accaduta la tragedia. La casa è stata posta sotto sequestro, il nastro bianco e rosso delimita la zona, salvo il gattino di Rossana che è uscito di corsa quando è stata aperta la porta. Ora gira attorno alla casa spaurito domandandosi perché la sua padrona non apre per farlo entrare. La 62enne ha acceso il riscaldamento proprio in queste ore, quando le temperature hanno iniziato a calare. Il primo freddo. Doveva andare a lavorare, ma la nostra famiglia non è mai arrivata. Lei che era sempre puntuale e precisa. Per questo un collega era andato a cercarla, preoccupato per il suo silenzio. Più volte aveva tentato di contattarla al cellulare, ma il telefonino squillava vuoto fino alla scoperta della tragedia.